Le motivazioni ne hanno a iosa, la voglia di scendere in piazza gli è venuta di conseguenza. Oggi molti studenti delle scuole superiori di Agrigento hanno fatto sciopero ed hanno aderito ad una manifestazione che si è svolta dalle 9 in poi nel centro città. Tutti contro la manovra finanziaria del governo Berlusconi, definita pesantissima, e che continua l'opera di smantellamento della scuola pubblica. Un governo che non ha alcuna idea di come procedere sul nostro futuro. Continuano a tagliare, continuano a raccontarci bugie. Non tagliano i veri capitoli di spesa da tagliare, come quelli, insomma, i 40 miliardi di euro finanziati per l'aeronautica e per le poche spese militari. Siamo qui oggi appunto per rivendicare un nuovo diritto al futuro che parta da noi giovani e per ribadire a questo governo il concetto che non sono più loro a contare, ma che siamo noi che contiamo realmente, perché noi siamo il futuro di questo paese. Annualmente verrà aumentato il costo, la tassa dei libri che passerà a 500 euro, intorno ai 500 euro, e infine anche verranno tolti circa 1 milione di euro a tutte le università pubbliche. Siamo stufi di essere sempre i primi ad avere elevati i fondi sia per l'università, sia per la ricerca, sia per l'istruzione. La cultura viene prima di tutto in una nazione. Le nazioni che hanno impostato un piano per la crescita hanno dato fondi alla ricerca e alla cultura, all'istruzione. In questa nazione sono 3 anni che sistematicamente in ogni manovra finanziaria vi sono dei tagli. Noi siamo stufi, questa è anche una dimostrazione a chi dice che i giovani non hanno voglia, sono apatici. Questa è la risposta dei giovani di Agrigento, non è vero che siamo apatici, noi vogliamo partecipare, noi vogliamo fare sentire la nostra voce. Per le vie di Agrigento hanno manifestato 1 migliaio di studenti. Il corteo è stato aperto da un grande striscione colorato con la scritta "Adesso i conti li fate con noi". A presidiare la manifestazione studentesca un nutrito gruppo di forze dell'ordine tra polizia, carabinieri, Digos e vigili urbani. Il traffico veicolare ha subito notevoli rallentamenti, ma nel complesso tutto è filato per il verso giusto. Noi protestiamo, continuiamo a protestare e lo faremo ancora perché diciamo no, noi non siamo d'accordo con questo che stanno facendo a livello nazionale, perché loro stanno pensando solo per le loro tasche, per il loro interesse personale. Molti ragazzi sono andati a fare shopping, a passeggiare al Vialo in via Atenea. Molti però sono qua a far sentire la voce del popolo di Agrigento, degli studenti.